Presidente Donadel, qui a Cison di Valmarino, inaugurazione della nuova rotatoria cofinanziata dalla provincia di Treviso. Qual è la direzione che sta prendendo la provincia col sostegno ai sindaci e ai territori con queste opere? Sì, oggi abbiamo inaugurato la rotatoria qui nella SP4, 280.000 euro di investimento, 140.000 euro messi dalla provincia di Treviso, e anche con l'avanzo di bilancio di quest'anno, che è più di 5 milioni di euro, ho deciso assieme a tutto l'ente provinciale di destinarli ai comuni per costruire, per fare delle opere tipo questa rotatoria qui, non opere faraoniche da milioni di euro, ma opere che danno risposte concrete ai cittadini, come lo è questa rotatoria. Prima, durante i discorsi istituzionali, lei ha fatto riferimento alla rotatoria come strumento principe contro il problema dell'alta velocità. Come siamo per quanto riguarda questo fronte? È migliorata la situazione? Sì, la rotatoria, oltre a dare la possibilità di potersi immettere nella provinciale in maniera sicura, è anche un deterrente per la velocità. Sappiamo che non abbiamo molti strumenti per andare a ridurre quella che è la velocità, perché anche per quanto riguarda gli autovelox e altri sistemi, telelaser e altro, fino a quando non viene fatta piena chiarezza sull'utilizzo di questi strumenti, molti sindaci non li stanno utilizzando, e gli automobilisti si stanno abituando a questa situazione, diciamo, di non controllo, tra virgolette. Poi le strade provinciali, per codice della strada, sono strade di scorrimento e pertanto non devono avere nessun tipo di impedimento, quindi dossi o altro. Quindi la rotatoria è uno di quegli strumenti efficaci che riesce a rallentare le auto e dar maggior sicurezza a chi fruisce e a chi vive il paese. Prima lei ha fatto riferimento anche ad alcuni investimenti che la provincia vuole fare in fatto di ambiente. Ci può dare qualche anticipazione e spiegarci cosa intendeva? Sì, prossimamente rifinanzieremo un bando per lo smaltimento dell'amianto, un bando per la pulizia delle canne fumarie e un bando e un aiuto ai comuni per la pulizia dei fossati, quindi per contrastare quello che è il rischio idrogeologico.